Mister, di certo non è mancato l'orgoglio a Ravenna e si è visto soprattutto nei 2 finali di frazione, è arrivato anche un gol finale, credo meritato. Secondo me sì, credo che la partita sia cambiata nell'episodio di fine primo tempo, dove a mio modo di vedere dalla panchina mi sembrava un gol regolarissimo e invece siamo passati dall'1-1 ad andare sotto 2-0. C'è stata una reazione delle ragazze, ma non è bastato per rientrare in partita, abbiamo fatto gol troppo tardi. Comunque c'è rammarico perché credo che la squadra oggi abbia dimostrato che ha ancora qualche valore, qualcosa da dare. Siamo andati sotto, secondo me, in maniera immeritata, anche se i primi 10 minuti siamo state molto timorose, però poi, ripeto, secondo me la squadra ha dato qualche segnale e oggi un pizzico di fortuna ci avrebbe fatto anche bene. Quali sono i concetti sui quali insisti settimana dopo settimana, anche in ragione del fatto che la classifica è molto difficile, su che cosa punti di più? Ma io ti dico la verità, sento anche molti addetti ai lavori, delle domande assurde tipo, ma voi ancora fate 5 allenamenti? Noi non è perché siamo ultimi, dobbiamo smettere di allenarci o di giocare o siamo sfigati oppure non possiamo lavorare come gli altri. Assolutamente. La mia squadra, arrivo il martedì con gli allenamenti programmati per tutta la settimana, ci alleniamo 5 allenamenti, anche perché noi fino a maggio i risultati arrivano o non arrivano, queste ragazze giusto e meritano tutta l'attenzione dello staff per far lavorare, anche per lavorare l'anno prossimo, per migliorarsi, per cercare di capire quali sono state le difficoltà che le hanno portate a vivere la stagione così quest'anno e ne devono fare tesoro per l'anno prossimo. Però ripeto, queste ragazze si allenano, continueranno ad allenarsi col massimo impegno, con le nostre difficoltà che possono essere tecniche e fisiche, mentali, probabilmente non siamo una squadra per questa categoria, è troppo, però nessuno ci vieta di dover lavorare come gli altri e più degli altri per cercare di far togliere a loro delle soddisfazioni. Il gol è stata anche l'occasione per fare una dedica speciale. Sì, mi dispiace, io già domenica ero rammaricato per l'infortunio di De Matteis, che è una di quelle ragazze che noi avremmo voluto mettere in mostra per la stagione prossima, perché è una ragazza che si allena sempre ai 1000 all'ora, fra le altre cose anche una ragazza che fa gruppo, simpaticissima, e mi dispiace tantissimo, anche perché inizialmente sembrava potesse non essere così grave, poi in realtà invece è arrivato il responso, si tratta di crociato, quindi purtroppo per lei perderà diversi mesi. Grazie mister. Grazie a lei. Martina, un gol, un assist e un quasi assist oggi, quindi direi che il tuo impatto è stato assolutamente totale su questa partita. Sì, no, dai, sono molto contenta di aver aiutato la squadra, l'importante era vincere, ce lo diciamo sempre, e sono importanti i 3 punti per la classifica e ovviamente per il morale, per la settimana e appunto sempre per la partita che verrà la domenica dopo, quindi sono molto contenta di aver aiutato la squadra. Com'è stato l'avvicinamento a questa partita che vi richiedeva una vittoria e non è mai facile in Serie B neanche con l'ultima in classifica? No, assolutamente, si è visto, oggi è stata una partita un po' così, diciamo, magari brutta da vedere, però erano fondamentali i 3 punti e non è andata troppo bene domenica scorsa, sicuramente non abbiamo approcciato in maniera giusta e quindi poi siamo state, diciamo, brave ad approcciarla invece meglio sicuramente, non al top ma meglio questa settimana rispetto alla scorsa e quindi sicuramente questo è l'importante. Ci sono stati dei momenti in cui il Ravenna vi ha creato difficoltà, diciamo che avete colpito forte nei momenti giusti. Sì, sicuramente siamo riusciti a tagliare le gambe con il 2-0 ed era importante. E poi nel secondo tempo abbiamo un po' calato la concentrazione, ma siamo comunque riusciti a fare il 3-0 che era molto importante perché comunque sai, i 2 gol non bastano mai e anche abbiamo pareggiato noi col Parma che perdevamo 2-0, quindi non è mai così scontato poi vincere quando si è sopra di 2 gol, quindi siamo state brave a rimanere lì e a fare il terzo. Questa momentanea fuoriuscita dalla zona retrocessione che cosa dà? Sicuramente ci dà speranza, ci dà positività, però è ovvio che è una cosa che potrebbe essere momentanea e sicuramente dobbiamo fare in modo che non sia così. Grazie.
Mister, oggi la San Marino Academy ha trovato i 3 punti e i gol che mancavano da un paio di partite. Direi che comunque la missione è completa. Ti scoccia per quel gol preso alla fine? Sì, beh, da un po' da precisino come sono, sì, devo onestamente dire che dà un po' fastidio, anche se un po' per tutto l'arco della partita il Ravenna ha dimostrato di meritarlo onestamente un gol, perché qualche situazione l'aveva creata anche prima, però vabbè, non è, credo che non sia il nostro campionato un campionato da guardare questi dettagli in seno a una vittoria, no? Per cui oggi l'importante era tornare a casa in assoluto con i 3 punti. La forma era secondaria e quindi il risultato comunque fa piacere che noi ne abbiamo fatti 3, perché penso fosse la prima volta in tutto l'arco della stagione che San Marino riesce a fare 3 gol. Sono contento che 2 siano arrivati dagli attaccanti di ruolo, perché è importante, ne avevo parlato con le ragazze in settimana. Sono altrettanto contento che il terzo sia arrivato da Valentina Puglisi, che spesso è brava a trovarsi, a crearsi le condizioni per arrivare a fare gol la domenica, e spesso magari più di qualche volta non riesce, un po' per sfortuna, a volte per imprecisioni. Mi viene in mente l'occasione con la Lazio in casa, e quindi oggi sono molto contento che per lei il gol sia arrivato. E niente, dai, stiamo sul pezzo come ci siamo sempre detti. È un campionato che ci fa un pochino soffrire, perché non riusciamo magari a sganciare il trenino di coda, però si vede che è un'annata che deve andare così, che ci porteremo fino a maggio, però insomma la squadra c'è e andiamo avanti domenica dopo domenica. Oggi erano importantissimi questi 3 punti. Nulla è definitivo, però siete uscite dalla zona retrocessione, quindi adesso l'obiettivo è arrivare agli scontri diretti da una posizione di vantaggio. Sì, siamo usciti nel senso che se il campionato finisse oggi saremmo salvi. Questo non toglie che siamo tutte lì dentro, invischiate. Forse leggermente oggi ci è rientrato di nuovo l'Arezzo con la sconfitta, peccato che settimana scorsa quantomeno non siamo riusciti a marginare con un pareggio, e quindi è una lotta serrata. Sì, sappiamo che le prossime domeniche sono tutti scontri diretti, e li prepariamo uno alla volta, no? Come sempre cerchiamo di fare, cerchiamo di essere positivi e di trovare tutte le volte le situazioni giuste per essere incisivi sull'avversario, sapendo che ci aspetta un ultimo mese impegnativo, e sapendo che qualche volta magari mi piacerebbe anche riuscire a trovare una mezza misura tra la vittoria e la sconfitta. Quando si fa il massimo per vincere non ci si riesce. Quanto è stato importante segnare nel finale di primo tempo? Perché lì il Ravenna stava cominciando a crederci, però la San Marino Academy di fatto ha tagliato le gambe agli avversari. Sì, sono d'accordo, penso che sia stato il passaggio fondamentale della partita di oggi, no? Siamo passati dal rischiare il pareggio a mettere quasi la parola fine, per quel che si può dire, diciamo, a una partita, perché insomma un gol, il secondo preso allo scadere del primo tempo, anche moralmente, psicologicamente per l'avversario è difficile da risolvere. Poi quasi subito, anche mi sembra, adesso non ricordo esattamente, è arrivato il terzo, e niente, dai, cerchiamo come sempre di rivederci, di aggiustare alcune cose che non mi sono tanto piaciute in certi momenti della partita. Un po' troppo ci siamo abbassate, un po' troppo abbiamo subito il volere e l'atteggiamento dell'avversario, e quindi sono stracontento per i 3 punti, per le ragazze e per la società, e consapevoli che possiamo ancora migliorare e fare meglio nelle prossime partite, le prossime domeniche. Grazie mister.